Si è svolto a Roma un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei sindaci Francesco Cacciatore, Francesco Martorana, Milko Cinà, Giovanna Bubello e Mimmo Gueli. I temi affrontati con il vice ministro e l'onorevole Filippo Perconti è stato quello del problema dell'isolamento geografico del territorio sicano e la necessità di dotare l'area interna dell'Agrigentino di una viabilità adeguata alle esigenze dello sviluppo del territorio. Al tavolo tecnico ha anche partecipato il direttore regionale dell'ANAS Sicilia, ingegnere Meli. Il confronto proseguirà il prossimo 7 febbraio all'assessorato regionale infrastrutture con l'assessore Falcone alla presenza del vice ministro. Un incontro sicuramente importante a cui hanno partecipato i sindaci della zona montana, il sindaco di Alessandria della Rocca, di Cianciana, di Santo Stefano e il sindaco di Santa Elisabetta. Era presente pure il dottore Mele, il dirigente regionale dell'ANAS, il vice ministro Cancelleri e l'onorevole Perconti. Abbiamo fatto un punto della situazione e ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana all'assessorato infrastruttura a Palermo con l'assessore Falcone. Sicuramente questi sono dei passaggi fondamentali per cercare di mettere le basi affinché si possa uscire dall'isolamento. Bisogna anche dire, a ragione del vero, che il governo Musumeci è stato vicino a questo territorio con il finanziamento della Bimola Luccasicola per 3 milioni, per il milione in più che ha messo per la strada Bimola Palazzo Adriano e anche per la risposta immediata che ci ha dato l'assessore proprio qualche giorno fa, inserendoci nell'APQ per il finanziamento di 1,5 milioni di euro per la Cianciana Ribera, dal chilometro 100 al bivio di Cianciana. Quindi siamo soddisfatti di questa grande attenzione, che non è solamente un'attenzione che arriva dopo la manifestazione del 25, ma è un'attenzione che già abbiamo avuto già da qualche anno, e quindi ci riteniamo soddisfatti di questi momenti, dove al centro c'è proprio il cercare di far uscire dall'isolamento specialmente quei comuni dell'entroterra che hanno grandi difficoltà a raggiungere i punti di primo soccorso, e la prossima settimana avremo nel nostro territorio l'assessore Razza, che già ci ha dato una risposta importante medicalizzando l'ambulanza di Cianciana. Finalmente, dopo tantissimi anni, dopo un'assenza completa della politica regionale su quel territorio, si stanno dando delle risposte concrete per dare la possibilità ai cittadini di avere le stesse opportunità degli altri.